Domenica 31 marzo 2019 lo Spazio delle Arti, la soffitta di Sesto Fiorentino, chiude la stagione espositiva 2018-2019 col botto. Infatti oggi nella doppia sede espositiva del Centro Antonio Berti e dello Spazio delle Arti, la soffitta, dal quale vi sto parlando in questo momento, si è inaugurata contemporaneamente una mostra omaggio ai 60 anni di attività del Bisonte, la famosa stamperia d'arte fiorentina, poi divenuta dal 1983 una scuola internazionale d'arte grafica. Ne fu fondatrice nel lontano 1959 Maria Luigia Guaita, straordinario personaggio di intellettuale ma calata nella realtà quotidiana non solo della città di Firenze, e in particolare però anche nel rione dove ancora ha sede la stamperia d'arte, l'antico rione di San Niccolò a Firenze. Insieme a me c'è Francesco Mariani, non ha bisogno di presentazioni, è il presidente del Circolo Arci che ospita lo Spazio delle Arti, la soffitta, delle quali è anche il referente del gruppo di artisti che ne animano l'attività da oltre mezzo secolo. La mostra è stata suggerita per la nona edizione di Alto Basso, denominazione mutuata dalle due sedi espositive, Alto qui a Colonnata, Basso nella parte bassa della città di Sesto Fiorentino al Centro Antonio Berti, da Maria Donata Spadolini, che ha curato questa mostra insieme al professor Rodolfo Ceccotti, che è il direttore della fondazione e anche della scuola d'arte grafica. Allora Francesco, un evento impegnativo, le due sezioni ospitano i grandi maestri che sono transitati dalla stamperia grazie alla prestigio acquisito da Maria Luigia Guaita in tutto il mondo, e le opere dei maestri sono ospitate al Centro Antonio Berti, mentre qua alla soffitta troverete le opere degli allievi che da ogni parte del mondo ogni anno dal 1983 frequentano questo cenacolo culturale, perché chiamarla scuola vero è un po' riduttivo, anche se si imparano ovviamente tutte le materie necessarie per diventare incisore tipiche di una scuola. Sì, infatti, buongiorno, io credo con questa nona edizione di Alto Basso di avere veramente portato a conoscenza soprattutto i cittadini, vorrei portare a conoscenza soprattutto gli studenti. Io vorrei lanciare un appello agli insegnanti e alle scuole che potessero portare veramente i loro allievi a visitare una mostra di così alto livello, perché oltre a raccogliere i personaggi storici della storia dell'arte come Picasso, Henry Moore, Guttuso e tanti altri, Annigoni eccetera, tutti è un elenco incredibile da dire, ma vorrei soprattutto sottolineare alla soffitta ci sono gli allievi, c'è quella parte giovanile e quella parte di sperimentazione che ancora oggi fa parte della sezione dell'incisione. Vedete, si sta vivendo un mondo molto particolare e molti non sanno che cos'è un'incisione oggi, non sanno che cos'è una litografia, quindi una scuola come il Bisonte deve continuare a vivere e dovrebbe continuare a vivere senz'altro nell'impegno, nella parte soprattutto giovanile di proseguo per i nostri figli e i nostri nipoti anche. E chi verrà a visitare la mostra, solo chi verrà a visitare la mostra potrà rendersi conto dell'importanza di aver affiancato una mostra così importante con un catalogo altrettanto importante, un catalogo cartonato ricchissimo di riproduzioni, lo si deve alla polistampa impreziosito dalle foto di Sandro Maier. Allora, noi nel corso del vernissage sono intervenuti personaggi importanti come il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il Sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, la Sindaca di Fiesole Anna Ravoni e poi ovviamente i curatori, tanti personaggi. Quindi prima di passare però la linea alla regia per le interviste realizzate nella prima parte della mattinata, vorrei che Francesco Mariani ricordasse ai telespettatori la durata della mostra, una durata lunghissima, 1 mese e mezzo, gli orari d'apertura sia del Centro Espositivo Antonio Berti sia dello Spazio delle Arti, la soffitta. Certamente, allora, ricordando che l'ingresso è libero in ambedue le sedi espositive. Esatto, l'ingresso è libero, quindi invito tutti i giovani, tutti gli studenti a venire. È corredata da un catalogo bellissimo che invito a comprarlo perché ha un prezzo veramente vantaggioso anche per gli studenti stessi. La mostra è chiusa il lunedì ma è aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19 e in più la domenica dalle 10:30 alle 12.
Non poteva mancare a questo importante appuntamento il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani per la stima avuta da sempre nei confronti di Maria Luigia Guaita, per il Bisonte che per la città di Firenze e l'intera regione toscana rappresenta un'eccellenza assoluta, e per il comune di Sesto Fiorentino al quale per tanti motivi è legato. Sì, io sono residente a Sesto Fiorentino e in questo caso davvero complimenti al Centro Berti e al sindaco Lorenzo Falchi per un'iniziativa che è importante. Maria Luigia Guaita fu la fondatrice 60 anni fa del Bisonte, la scuola che ancora consente a Firenze di parlare di una formazione alla grafica, e in quella stamperia Maria Luigia da un lato produceva una ventina di allievi ogni anno che oggi sono ambasciatori della grafica fiorentina in tutto il mondo, ma contemporaneamente delle mostre d'eccezione, contemporaneamente ne faceva in qualche modo il salotto, lei e il compagno, l'editore Vallecchi, per artisti e uomini di cultura d'Italia e del mondo. Non a caso fu lei a portare Henry Moore, che con la sua nota mostra promosse e rilanciò la funzione del Forte di Belvedere come centro espositivo, e le sculture rimasero sul nostro territorio. Pensate anche alla statua col buco, come viene chiamata a Prato, la statua di Henry Moore, che ne caratterizza anche il profilo diciamo così urbanistico, strategico nel cuore della città. E oggi ricordare i 60 anni dalla fondazione del Bisonte, di quella che fu appunto Maria Luigia Guaita, la staffetta partigiana che a nemmeno 18 anni privilegiata e vista con una simpatia assoluta da Carlo Ludovico Ragghianti, il critico d'arte per eccellenza. Da un lato testimoniava i suoi valori civili, la liberazione, la resistenza, il partito d'azione, ma dall'altra poi si instradò come operatrice culturale fra le figure d'eccellenza della Firenze, che dagli anni 70 fino alla sua morte l'ha conosciuta e caratterizzata in modo straordinario. E insomma, a Sesto Fiorentino oggi con questa mostra il Centro Berti hanno fatto una grande operazione. Insieme a Maria Luigia Guaita stamani presente al vernissaggio anche Anna Ravoni, sindaco di Fiesole. Maria Donata è consigliere di uno dei comuni più belli del mondo, il privilegio di essere la terrazza, il salotto buono di Firenze. Allora però oggi siamo qui per un'altra cosa. Maria Donata, tu da 9 anni affianchi Francesco Mariani nell'organizzazione di Alto Basso, suggerendo di volta in volta agli artisti che sono stati di livello internazionale, e anche in questo frangente hai suggerito tu a Francesco di celebrare i 60 anni del Bisonte con una mostra rievocativa che ha non solo un valore artistico ma anche un valore documentario importante, perché sono 60 anni di storia di Firenze, possiamo dire. Beh, direi che sono 60 anni di storia di Firenze, ma sono anche 60 anni di storia dell'arte internazionale, perché il Bisonte è stato sì una stamperia d'arte, come ha detto appunto poi Simone Guaita, anche un'edizione d'arte, il Bisonte, che ha stampato all'inizio, diciamo fino al 66, principalmente artisti italiani, eccezione fatta per la litografia di Picasso, che è quella che abbiamo messa in, diciamo, in ben buon risalto, che fu stampata nel 61. Poi nel 66, praticamente subito dopo l'alluvione, che distrusse completamente i locali del Bisonte e portò via tutto, perché era in San Niccolò e Maria Luigia si salvò per un pelo, tirata fuori dalla finestra dagli amici. Lei coinvolse gli artisti stranieri a venire in Italia a stampare una loro opera, in modo da poter ricostruire non solo il Bisonte ma il quartiere di San Niccolò. Ed è allora che è arrivato Henry Moore, è arrivato Calder, è arrivato Chadwick e sono arrivati Sutherland. Tanti artisti stranieri sono venuti a Firenze e hanno stampato a Firenze, facendo veramente del Bisonte un centro non solo di cultura, non solo di arte, ma un centro veramente internazionale. La presenza di Maria Donata Spadolini è una presenza preziosa, non solo per la rassegna Alto Basso, non solo per il Bisonte, ma anche per l'amministrazione comunale di Fiesole, perché credo che il suo contributo intellettuale sia di conforto quotidianamente al sindaco.
Sicuramente sì, Maria Donata, oltre ad essere un consigliere comunale a Fiesole, è la Presidente della Commissione Cultura e come tale appunto ha agito molto bene in questi anni per il Comune stesso. Quindi io stamani sono qua sia per lei, perché lei è una donna molto forte, ha fortemente voluto questa mostra e per la quale ringrazio poi il Sindaco Lorenzo Falchi per averla accettata e per averla fatta in un luogo così veramente bello. I 60 anni del Bisonte, il ricordo di Maria Luigia Guaita, che io fra l'altro ho conosciuto e che ho stimato e amato, grazie anche a un grande Leopoldo Paciscopi fiesolano che me l'ha fatta conoscere. E quindi ecco, questa opera importante che oggi è qua, questa mostra importante che Maria Donata ha curato, veramente bisognava ci fosse anche il Comune di Fiesole, ci dovevamo essere anche noi, grazie. Lorenzo Falchi, sindaco del Comune di Sesto Fiorentino, con orgoglio ha tagliato pochi minuti fa il nastro tricolore, ovviamente inaugurando ufficialmente la mostra. 9 anni di collaborazione con la Soffitta per quanto riguarda ovviamente esclusivamente la rassegna alto-basso, poi una collaborazione con la Soffitta in generale però che continua in maniera ininterrotta da oltre mezzo secolo. È un piacere e un onore a nome dell'amministrazione comunale essere stato qui, non solo per portare un saluto ma soprattutto un ringraziamento per il gruppo della Soffitta, per le tante che con passione, con impegno, con grande professionalità portano avanti l'esperienza di Altobasso, unire 2 luoghi espositivi importanti di Sesto Fiorentino, il centro espositivo Berti dove siamo attualmente e poi la Soffitta Colonnata dove ci trasferiremo tra poco, una mostra che tiene insieme 2 luoghi, una mostra per i 60 anni del Bisonte, una mostra che sta nel solco delle 8 edizioni passate, quindi grande professionalità, grande attenzione al mondo dell'arte e della cultura, per cui la nostra città non può essere che grata e onorata di ospitare un'esperienza bella come questa. Sono 2 le storiche dell'arte che hanno affiancato Maria Donata Spadolini nella redazione del catalogo, edito dalla prestigiosa Polistampa. Era presente stamani anche Mauro Pagliai, ma come sempre Mauro è un personaggio molto schivo, ha preferito delegare sia Giulia Ballerini sia Valentina Bravin a parlare di questo preziosissimo valore aggiunto della mostra, è reso ancora più prezioso dalle foto perché lo vediamo qua proprio alle spalle del nostro cameraman, del fotografo Sandro Maier. Allora Giulia, ormai tu affianchi fino dalla prima edizione la rassegna alto-basso con i tuoi interventi critici, con la presentazione al pubblico, come hai fatto fino a pochi minuti fa quest'oggi. Sì, è sempre un piacere essere qui per 9 edizioni, credo che sia veramente un segno profondo di continuità da parte sia dell'organizzazione, dell'amministrazione comunale che crede in questo progetto, in Francesco Mariani che ne è sempre il motore generale. Dobbiamo dire l'asticella sempre molto alta, vero? Sì, ci abbiamo provato e penso che questo sia un motivo di grande soddisfazione. Anche le precedenti mostre abbiamo sempre avuto un'equipe forte, permettetemi di dirlo. La presenza di Maria Donata Spadolini è iniziata con la mostra del nonno, pittore e incisore Guido Biancalani, è proseguita con le mostre di Max Klinger, della Femme Fatale, per arrivare agli esempi più recenti anche delle opere di Giuliano Pini. Quindi rinnovare la sua presenza all'interno del progetto Alto-Basso è stato sicuramente da parte mia un grande piacere. Devo dire che ha fatto un lavoro egregio insieme al professor Ceccotti per creare questa mostra che è veramente un panorama artistico, culturale non solo di Firenze ma a livello italiano e internazionale per la presenza dei grandi artisti che sono passati dal Bisonte. Valentina nel suo intervento poco fa ha ricordato una figura fondamentale nella storia di questi 60 anni del Bisonte, la figura di Rodolfo Margheri. Sì, diciamo un artista eccezionale, purtroppo poco conosciuto perché sia per indole che per forse contingenza si è trovato a essere un po' nell'ombra. Regista dietro le quinte ho intitolato questo saggio proprio perché questa figura, nonostante sia stato un pilastro del Bisonte, nelle prime fasi, dalla sua nascita fino al 1966, è veramente poco noto. Ecco, quindi l'idea era quella di restituire un
po' di fama, diciamo, a questo personaggio. Insegnante all'Accademia delle Belle Arti, proprio di incisione, aveva la vocazione all'insegnamento. Professor Rodolfo Ceccotti, oltre ad essere direttore della Fondazione, è anche direttore della Scuola del Bisonte. Possiamo utilizzare uno slogan, 60 anni ma non li dimostra? Perché non dimostra 60 anni e perché li dimostra tutti, trasudando storia da ogni poro, il Bisonte, perché chiamarlo stamperia oggi non è più appropriato, chiamarlo scuola ha cambiato denominazione, però alla base c'è sempre questo emblema, quest'icona, questo simbolo, il Bisonte. Ma il Bisonte, l'icona è rimasta la stessa, come si può dire, si è rinnovato da 37 anni, come si diceva prima, con una scuola che ha voluto Maria Luigia Guaita, che è forse, anzi senza forse, è la scuola più importante di grafica che c'è in Italia e probabilmente in Europa, perché questo lo dimostrano gli studenti che vengono da tutte le parti d'Europa e anche dall'America. Quest'anno arriveranno anche, come l'anno scorso, 2 cinesi e si cerca di allargare anche all'interesse cinese, perché in Cina l'incisione sul legno è praticata fin da ragazzini, ma quella calcografica sul metallo no, per cui noi da qualche tempo tentiamo anche con la Cina di avere un rapporto privilegiato. Simone Guaita, oltre ad essere presidente della Fondazione, è anche l'erede spirituale di un patrimonio culturale e intellettuale lasciato da Maria Luigia Guaita, un personaggio che ovviamente i nostri telespettatori conoscevano bene. Abbiamo frequentato il Bisonte, l'abbiamo seguita in Palazzo Vecchio quando le fu conferito il premio Filo d'Argento, un personaggio importante non solo per il panorama culturale fiorentino ma anche per l'impegno sociale, politico che fino dai giorni della liberazione di Firenze del 1944 ha sempre mantenuto inalterato, soprattutto col legame strettissimo col rione di San Niccolò a Firenze e soprattutto con l'intera città di Firenze. Quindi un fardello pesante da portare ma anche estremamente gratificante. Estremamente gratificante, effettivamente noi che ci occupiamo di grafica d'arte abbiamo tutti qualcosa di strano, ci brucia qualcosa dentro perché altrimenti forse ci dedicheremmo altro, perché non è facile, è una tecnica che si basa sostanzialmente su un paradosso che è quello della grafica d'arte, che è la tecnica è difficile, non è immediata ma è multipli, quindi è per tutti, è una tecnica che spinge a diffondere l'arte, a diffondere l'immagine, ma nella sua complessità non tutti la accolgono immediatamente. Quindi... Simone, tu nel tuo intervento pubblico poco fa hai sottolineato un aspetto importante, la ZIA faceva non la stampatrice per conto terzi, ma l'imprenditrice di un'arte, quella della grafica, che aveva all'epoca poco mercato e che lei invece è riuscita ad imporre con gli alti e bassi di tutte le attività imprenditoriali. Dunque, per comodità si tende a chiamare il Bisonte stamperia, ma era un aspetto pratico, si stampavano le litografie, ma in realtà lei era un'imprenditrice. Lei aveva aperto un'impresa commerciale che si era messa l'idea in testa di vendere le litografie a un pubblico molto ampio. E lei ci riuscì perché la litografia era una tecnica adatta a un pubblico molto vasto, era pittorica, era colorata, era gestuale e lei riuscì a fare scelte che ebbero anche un successo di pubblico. Certo, il successo arrivò con i nomi noti come Soffici, Carrà, Verini, Magnelli e da lì però riuscì anche a smuovere un mercato, smuovere una sensibilità del pubblico che riuscì a seguirla e gli anni andarono molto bene, ci fu da lì in poi per almeno una ventina d'anni un mercato, quello della litografia, florido. E lei, possiamo dirlo senza paura di sbagliare, fu una delle protagoniste di questo mercato, anzi una di quelle che lo aprirono, contribuirono al suo successo.